Vieni qua, vieni, mi ha fatto giusto per partorire, e tu che fai? Non pigliarci, vuoi è partorito Rog, è partorito in campo Rog, finalmente Rog è trasuto, Rog, Rog, chi li si assomiglia pure? Si assomiglia pure, l'occhio azzurro, quando poi si cocca chiude l'occhio, l'occhio azzurro, i capelli biondi, giustamente si assomiglia pure, perciò o stai con un anno poco perché teneva anziani, hai capito? Finalmente è partorito Rocco, ma vado con cash. Grande vittoria, meritatissima. Veramente meritatissima, e a dire il vero poi oggi ce la vedo a sintersa proprio accisa, ma proprio accisa col vero senso della parola. Ha segnato Zilischi, ha segnato il grande Marek Hamsik, e ha segnato pure un nome malefico, ha segnato pure un nome malefico. Mica chi chiede se passando a rock, chiudi gli occhi, perché quando giustamente stiamo con la panchina, quello dormiva, poi va a trasuto e raputa luce. Vieni qua papà, saluta gli amici e festeggiamo questa bella vittoria, vero Michele papà? Sì. Bella vittoria, siete vicini a me. E poi dopo 6 minuti già 2-0, è un bel risultato. Sì, infatti diciamo che abbiamo rotto gli equilibri, subito. Dopo 5 minuti già vincevamo 5-0, certo che se la partita si metteva così, pigliava una carretta e gol, dopo 3-0 ci basta. Milan e Inter, scusa, Milan, pure Milan ha acchiappato 4 gol. Quindi Inter, prego, si accomodi a Milano, prego. Grande Napoli, veramente pure Reina pure ha fatto i suoi interventi, come si dice là, Icardi proprio. Niente. Quando se lo marcava, vieni a fatti guardare, te ne scusi, quando si marcava il nostro K2, e che vuol dire che fa? Non toccava anche una palla, anche se il gol che ha fatto chi lo tira proprio ci ha buttato in mucca, guarda che ha fatto una bella parata, ok, però ci ha buttato proprio in mucca che la palla Icardi proprio come voto 0 per me, niente, Giussan, non c'era pianeta. Oggi veramente un bel Napoli a livello di fraseggio, spazi stretti. Oggi finalmente abbiamo giocato e abbiamo segnato e abbiamo fatto risultato. Ecco qua, oggi abbiamo giocato, abbiamo segnato e abbiamo fatto risultato, è venuto. Invece alla TV abbiamo fatto risultato e poi dice abbiamo giocato e poi non abbiamo segnato. E quindi non abbiamo fatto risultato come col Sassuolo la volta scorsa. Ma giustamente un po' l'Inter perché sta inguaiato st'Inter, c'è da dire, sto proprio incatarrato, raffreddato e quindi mi godo questa bella vittoria. Rimane con Esicchielotto Rubentina e giocano con l'Atalanta. L'Atalanta sta attraversando un bel periodo. A proposito di bel periodo, io sta partita, devo dire la verità, la timavo molto, ma la timavo col vero senso della parola, perché l'Inter, uscendo dall'Europa League, facendo un 4-2 con la Fiorentina, ho detto, sai, l'allenatore nuovo, noi avevamo quel fatto psicologico che i gol non li segnavamo, giocavamo ma non segnavamo i gol e non facevamo il risultato, quindi ho detto sta più in vantaggio l'Inter e presumo
che l'Inter poteva fare i risultati. Meno male, e non è stato così, perché abbiamo fatto veramente una bella partita, tutti, ma dritta. Immaginava se È partorito pure Rock, finalmente abbiamo visto il Rock, è riuscito a fare solo un numero che si è girato su, non mi ricordo chi, che è stato pure ammonito, che gli ha fatto chi? Brozovic, mio figlio ha più la memoria, la mira, ormai si è perso. Brozovic è stato pure ammonito. fallo sul polpaccio. Quindi sa pure dove l'ha colpito e quindi si gode, Michele, si gode. Sì, ma papi immaginava se sì. dopo Batti 5, sì, gode, sì, gode, sì, gode, e sono 3, sì, gode, e mocco limone, anzi è 3 limoni con tutto. A scorzo. Zugus. Ecco sì. Papà. Dammi un bacetto pure al Rock. Diciamoci un bacetto pure al Rock, un biondino con l'occhio azzurro, che perde pure lo piglio. Rock perde pure lo piglio. Papà, immaginate se stavamo giocando col Barcellona e dopo 5 minuti già 2-0. Chi? Con Barcellona. Chi? Noi. E quando giochiamo con Barcellona, papà? Bastasse che quando se vinciamo la fase a qualificazione incontriamo o il Paris Saint-Germain o il Barcellona dopo 5 minuti. Aspetta, perché dobbiamo ancora giocare col Benfica, piano piano, mo stiamo in campionato, mamma vinto all'Inter e 2 milanesi a noi, le 2 milanesi da noi hanno avuto il pulpetto. Uno ha avuto 4 gol, un Milan, all'interno ne ha avuto 3. Invece i Rubendini si chiedono, le 2 milanesi hanno buscato. Ecco qua, le partite sono episodi, giustamente, ogni partita è un caso a sé. Quindi i cardi, io sto guardando i cardi, gli piace se lei si mette la cravatta, si acconcia, fa fotografie, e poi in campo fa fatica. Comunque ve l'ho detto, Reina ha fatto pure i suoi interventi, ha fatto sui cardi che la palla ci ha dato centrale, quello è lo stesso tiro che ha fatto Hamsik, che l'ha parato Andanovic centrale, che là teneva tutto specchio alla porta 7 metri e indirizzarla dove volevi tu, come poteva fare pure i cardi. È stato meglio così per noi. È stato sbagliato per Hamsik che ce l'ha data ad Andanovic. Comunque ci godiamo questa bella vittoria. Batti 5 e 1 e sono 2 e sono 3. 3 pulpette zuccose casarzulelle. Ciao, voglio un bacione. E forza Napoli! Perché tutto resta è sempre munnezza e sicchieloso. sempre, voglio non voi scusate mai. Ciao, voglio un bacione e forza Napoli! Ciao, voglio.